In seguito ai lavori di scavo effettuati da Acque Veronesi in via Scaiole, il manto stradale risulta tutt'oggi molto ondulato e con numerose buche che rendono poco confortevole il passaggio per gli automobilisti e pericoloso per ciclisti e motociclisti. A molti cittadini sembra che i lavori siano terminati, perciò abbiamo chiesto all'assessore Riva se questa situazione di disagio potrà essere risolta. E niente, allora via Scaiole prevede di sicuro che venga istituito il nuovo manto, quello che c'è attualmente è provvisorio, e siamo in contatto con Acque Veronesi affinché loro finiscano e rendano molto più agibile, molto più confortevole il passaggio dei mezzi entro la fine di marzo. Quindi si tratta di avere ancora un po' di pazienza e di capire un po' che farlo prima sarebbe stato impossibile in quanto la temperatura, anche come avete, si può vedere la neve, l'acqua, il ghiaccio avrebbero reso inutile il lavoro di rifacimento del manto stradale, che però è tassativo che venga assolutamente rifatto e conforme a quanto insomma la buona opera d'arte prevede.